Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione di Antena 3 Nord-Est e buon Santo Stefano a tutti voi. In questa giornata di festa noi non manchiamo di accompagnare voi telespettatori con tutte le notizie che vi dobbiamo raccontare in questa nostra regione, ma in apertura purtroppo dobbiamo uscire dal Veneto, andare in Friuli Venezia Giulia, perché a Udine, siamo nel comune di Forni di Sopra, c'è stato un decesso per intossicazione di monossido di carbonio. Allarghiamo dunque i nostri confini e ci facciamo aiutare dalla pagina del Corriere della Sera per darvi questa che è la notizia di apertura del telegiornale. Una donna di 66 anni è mancata a causa del monossido di carbonio. In gravi condizioni sono la figlia di 28 anni e il marito. L'allarme è stato lanciato dal compagno della figlia della donna, che aveva ricevuto messaggi dalla fidanzata preoccupata per i continui attacchi di vomito e di perdita di coscienza della madre. L'allarme è scattato intorno alle 4:30 dopo una chiamata ricevuta alla centrale operativa. L'uomo aveva ricevuto dei messaggi preoccupanti, come si diceva, da parte della fidanzata. Ci sono la ragazza e il papà in gravi condizioni all'ospedale. Purtroppo la donna è deceduta e questa notizia di apertura ci porta a Udine. Ricordo che siamo nel comune di Forni di Sopra. Torniamo invece nel nostro Veneto. Sapete che in queste giornate di festa abbiamo più volte parlato nei nostri telegiornali di risse e dell'accoltellamento di via Castelmenardo. Francesco purtroppo non ce l'ha fatta, è mancato la mattina del 23 di dicembre. Sono tante notizie che ci portano a raccontarvi, a fare una fotografia di un universo giovanile a tratti difficile. E c'è un'altra notizia che arriva grazie al comunicato stampa della Questura di Treviso, perché il questore di Treviso, Alessandra Simone, ha emesso un provvedimento di ammonimento per bullismo nei confronti di un giovane di 16 anni responsabile di condotte moleste, percosse, ingiurie e minacce perpetrate ai danni di un coetaneo che frequentava lo stesso liceo. Minacce che sarebbero andate avanti per circa un anno. È arrivato dunque l'ammonimento da parte del questore. Il provvedimento trae origine dall'istanza avanzata dalla madre della vittima, che si era recata presso la stazione dell'Arma dei Carabinieri. Allora, in questa giornata di festa partiamo da qui, vi presento il primo ospite che ci ha raggiunto, coordinatore della Protezione Civile di Treviso, Riccardo Mastronicola. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno Riccardo, grazie per essere qui con noi. Avremo diversi ospiti che si alterneranno qui al nostro tavolo delle notizie, in qualche modo per commentare quello che abbiamo raccontato, che stiamo raccontando anche noi in questi giorni, e per fare il punto sul grande lavoro della Protezione Civile in questo anno che si avvia al termine. Riccardo, io però partirei anche grazie alla vostra esperienza. Lei gestisce anche i corsi per accogliere i nuovi volontari presso la Protezione Civile di Treviso, quindi di giovani ne vede tanti. Intanto, che effetto le stanno facendo le notizie che stiamo raccontando e che ci restituiscono una fotografia di un disagio giovanile ampio e che anche la città di Treviso inizia a conoscere? Ma io intanto ringrazio dell'invito e sicuramente sì, io formo i giovani volontari, ma di giovani ne vediamo pochi. Non sono tanto giovani, volontari, non si ha età per essere volontari, ci mancherebbe altro. Sicuramente mancano però le giovani leve. Noi abbiamo fatto un campo scuola quest'estate a Pecol, in provincia di Belluno, dove 2 giovani ragazzi sono entrati nell'associazione di Mogliano. Perciò questo, tra l'altro, voglio fare anche gli auguri a tutti i miei colleghi che come me, diciamo, prestano opera volontaria, che sono magari presidenti o coordinatori, perciò hanno anche le loro responsabilità. Questi 2 giovani hanno 16 anni, 16-17 anni, siamo riusciti a farli entrare in protezione civile, però deve capire che 2 sono pochi. Diciamo, l'età media della protezione civile si sta ulteriormente molto alzando e i nostri interventi, il nostro ausilio che ci viene richiesto in tutti i territori, oltre che il nostro territorio comunale, provinciale, regionale, ma anche a livello nazionale, è sempre di più. Qual è l'età media minima, no, per entrare nel corpo di protezione civile come volontari? Allora, nella protezione civile il sistema dice che ci vogliono almeno 16 anni per fare la domanda, per aderire alla protezione civile. Poi è vero, fino a 18 anni questi volontari diciamo, non potranno essere operativi, perché diciamo, ci sono anche dei problemi a livello assicurativo.
Però nei 2 anni antecedenti al 18° compimento del 18° anno è come se facessero una scuola, un'accademia. Diciamo, cosa si impara? Si impara tutto quello che fa la protezione civile, da montare le tende, ad aspirare l'acqua, diciamo, oppure alle specializzazioni che adesso la protezione civile mette sempre più in campo, che possono essere le radio, possono essere i droni, possono essere il soccorso anfibio, diciamo, coi gommoni, cioè, la protezione civile è tante cose, e ormai non è più solo andare a montare la tenda, ma o portare sicuramente aiuto alla popolazione quando siamo chiamati in attività diciamo un pochettino extra di calamità, ecco, diciamo così. Però diciamo la protezione civile è tanta roba, e se i ragazzi avessero più che altro volontà di venire, di approcciare la nostra vita, sicuramente ne trarrebbero qualcosa di bello. Purtroppo il militare, io quando vengo qua nelle vostre trasmissioni, lo dico sempre, il militare ahimè non c'è più, perciò non ci sono più quei fatidici 12, 18 mesi o 12 mesi che c'erano una volta. Perciò noi che abbiamo fatto questo siamo stati formati a dare un qualche cosa. Purtroppo i giovani di oggi questo non possono, però possono farlo a livello volontario. E allora si affacciano, chiedono di fare protezione civile, servizio civile, oppure possono anche tranquillamente andare a fare rafferme sotto, diciamo, tra virgolette, la naia, e fare i concorsi che ci sono ancora, ci mancherebbe, non più come sotto forma di volontariato però. Allora, noi abbiamo scelto di partire proprio da qui. Nel corso di questa edizione del nostro telegiornale vi faremo anche vedere le immagini delle cene che la comunità di Sant'Egidio piuttosto che la Caritas hanno allestito per gli ultimi, per le persone in difficoltà. Pensate che Padova ieri ha ospitato al pranzo di Natale 1000 persone, 450 invece ospitate a Treviso, la vigilia di Natale la sera al seminario vescovile, invece poi c'è stato il pranzo di Natale. Tutto questo la comunità di Sant'Egidio insieme ai volontari, ma poi ci sono tanti volontari che operano sul territorio. Noi abbiamo visto la protezione civile che si è impegnata molto quest'anno, soprattutto in Emilia Romagna. Il richiamo dell'aiuto alle persone in difficoltà, alle popolazioni che hanno bisogno di rialzarsi. Vi hanno impegnato molto i disastri causati dal maltempo. Mastro Nicola, possiamo immaginare che sarà sempre più richiesto l'impegno della protezione civile a causa dei cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti? Sì, come appunto dicevo prima, noi siamo pronti a qualsiasi evenienza, però per essere pronti bisogna essere formati, e questa formazione, che sarà un po' il live motive del 2025, anche perché a livello di dipartimento ci saranno delle linee guida, che saranno delle novità anche appunto per la formazione del volontariato, perché deve essere sempre più specifico e sempre più professionale e professionista. Non si può essere più inventare come, tra virgolette, gli angeli del fango, no. Noi non siamo gli angeli del fango. Termine coniato con l'alluvione del 2010, oddio, se ricordate. Termine coniato anche nel 1966, ancora con l'alluvione di Firenze. Eccoli qua, intanto questi sono i vostri ovviamente. Certo, gli angeli del fango sono, come dire, i civili, no? Che partivano, i civili che partivano e che ancora oggi partono, però così all'arrembaggio. No, noi non possiamo assolutamente farlo, prima di tutto per un dovere anche a livello assicurativo, e soprattutto anche perché comunque noi siamo un sistema e facciamo parte di un sistema, perciò noi siamo volontari diciamo specializzati, e ci dobbiamo sempre più specializzare. Purtroppo l'Emilia ha dato, purtroppo in 2 anni ha dato 2 alluvioni, 2 brutti maltempi, e siamo andati con tutto il cuore, siamo andati ad aiutare questi colleghi che veramente non avevano più niente. I cambiamenti climatici, questo non sono io la persona più a cui deve fare questa domanda, ci sono signori professori che studiano e fanno tutto quanto è giusto perché questo per darvi delle risposte. L'unica cosa è che bisogna sempre fare prevenzione e previsione, esatto. Anzi meglio, prima previsione e prevenzione. No? Bisogna fare le conseguenze. Sicuramente tutte quelle opere che vengono fatte a livello di amministrazione, che magari potrebbero essere anche magari brutte o che cosa, ma dietro ci sono degli studi, non è che fanno delle cose perché gli piace farle, è perché sono opere di prevenzione in caso di
Poi diciamo le bombe d'acqua, chiamiamole bombe d'acqua comunemente chiamate, queste succederanno sempre, gli allagamenti dei scantinati, questi ci saranno sempre, non è che possiamo assolutamente andare con l'ombrello e andare a parare l'acqua. Però diciamo potrebbero essere sempre più calmierati, perciò bisogna fare opere di mitigazione e questa è la protezione civile, sono il motivo della protezione civile è appunto prevedere e prevenire. Ecco, lei diceva sempre più stringenti le regole, maglie sempre più strette per quale motivo? E se magari ci può raccontare in che cosa consiste questo, maglie questa più strette, stretta? maglie più strette prima di tutto da un punto di vista assicurativo. Il secondo punto è un punto di vista anche di, io vesto una divisa, purtroppo ci sono state anche delle persone che hanno detto che erano della protezione civile per entrare in delle case, non fate entrare dentro nessuno, noi entriamo solo unicamente se siamo in emergenza, noi abbiamo il nostro, come vedete, il nostro tesserino di riconoscimento e prima di far entrare una persona, sono della protezione, chiedete. Quindi lei ci sta raccontando che ci sono state delle truffe? Certo, sì, ci sono state, soprattutto quando ci sono questi eventi calamitosi, noi siamo un sistema, noi partiamo perché siamo chiamati, tecnicamente c'è un'attivazione e la Regione Veneto trasmette alla Regione dove andiamo in emergenza nome e cognome e chi fa che cosa. Purtroppo, ahimè, ci sono anche i furbetti. E questi furbetti poi vanno un attimino a colpire la nostra. Abbiamo visto, ho visto un vostro l'altra sera addirittura il comandante del gruppo radiomobile dei Carabinieri che hanno usato il suo nome, ecco, perciò pensate noi che siamo dei semplici volontari. State sempre attenti, fidatevi delle nostre divise che può essere nera, può essere gialla, ma chiedete sempre assolutamente chi sono e perché sono lì. Senta, si è parlato di protezione civile anche in tema di autonomia. La protezione civile è, come dire, il primo passo per realizzare l'autonomia in Veneto. Le prime iniziative sono partirebbero proprio da qui. Ma lo chiedo a lei, in che cosa si tradurrebbe un'autonomia per la nostra regione per la protezione civile? In concreto, in modo anche da far capire ai telespettatori di che cosa stiamo parlando. Ma per quanto riguarda, non entro nel merito degli amici e colleghi vigili del fuoco, perché là è una cosa un po' particolare e non sono, ripeto, come prima non posso esprimere giudizi. Ma sicuramente per la protezione civile sarebbe un qualche cosa di avere qualche risorsa in più. Proprio a livello territoriale. Devo dire che la Regione Veneto è molto, ma molto vicina al volontariato, in questi anni veramente ha distribuito un bel po' di risorse con anche l'ausilio del Dipartimento e queste risorse hanno fatto modo che noi gruppi, noi associazioni del territorio abbiamo potuto andare ad attingere tramite questi fondi, tramite questi bandi, perché poi sono dei bandi, bandi pubblici, assolutamente non è che ti regala niente nessuno, ma a questi bandi per fare formazione, per comprarci le divise, per comprarci i mezzi, per aggiornare i mezzi, perché anche i nostri abbiamo alcuni mezzi vetusti, perciò dobbiamo anche buttarli e per andare a sostituire, per far fronte a quello che lei diceva prima, in caso di emergenza essere sempre pronti ad andare e prestare con quello che serve la nostra efficienza sul territorio in caso di calamità. Ecco, quindi le risorse sono importanti. Di quante persone si compone il gruppo trevigiano di protezione civile? Giusto anche per far capire, dare qualche numero. Allora, per quanto riguarda il mio gruppo, che siamo il gruppo Città di Treviso, perciò il gruppo comunale di Treviso, siamo circa una 70ina di persone. A livello provinciale si contano circa una 90ina di associazioni / gruppi comunali e vuol dire che facciamo una media di 40-50 a gruppo o associazione, basta fare la moltiplicazione, siamo abbastanza. Poi per amor di Dio ci sono anche le associazioni nazionali come ANA e Associazione Nazionale Carabinieri che sono ancora di più, ma loro contano un'altra numerica e diciamo loro appunto appartengono alle associazioni nazionali. Comunque in provincia di Treviso siamo abbastanza, insomma. Però ecco, ci mancano i giovani, no? Allora io in chiusura vorrei proprio lanciare questo appello alla possibilità, adesso qui nel 2025 si apriranno nuove finestre, no, per accogliere i giovani, anche darsi la possibilità di imparare.
cose così importanti, imparare la gestione dell'emergenza piuttosto che anche la possibilità di lavorare in squadra, perché la protezione civile di fatto è una squadra, no? Quindi anche questi sono meccanismi importanti per i ragazzi, no? Che oggi fanno un po' fatica, no? a dialogare. Io prima che dire che una squadra si diventa una squadra, si inizia a fare squadra dopo un po', però più che altro si entra in una famiglia, perché comunque diciamo noi siamo una grande famiglia composta da tante persone, poi ognuno ha il suo background lavorativo, perciò viene posto in posti o di comando o magari anche in posti magari non di comando, ma però con la sua esperienza può trasportare i più giovani, e perciò però fare parte di questa famiglia prima di una squadra è molto importante. Se i ragazzi potessero capire questo, di far parte di una famiglia, magari ahimè ci sono anche delle famiglie magari anche disagiate dove questi ragazzi hanno dei problemi, venite nelle nostre famiglie, non solo nella mia, ma in tutte le famiglie di tutta la protezione civile. Noi qua, questa antenna è a livello locale, anzi più che locale, perché coprite tante... Sempre di più. Ecco, basta andare nei propri comuni e la protezione civile c'è in tutti i comuni d'Italia, perciò basta solo chiedere e fare parte. Grazie Riccardo Mastronicola. Assolutamente. Giusto il tempo insomma per fare un augurio, no, per questo Natale ai nostri telespettatori, visto che abbiamo la fortuna di averla qui il giorno di Santo Stefano. Faccio i miei auguri assolutamente a tutti i volontari di protezione civile, a voi che ci date molto ascolto e molto risalto. Mi permetto sicuramente di dare un caloroso saluto al nostro direttore che è andato in quiescenza, l'ingegner Soppelsa della direzione Regione Veneto. Buona pensione e sicuramente un augurio al nuovo direttore entrante che è l'ingegner Settin. Grazie. Grazie a lei Riccardo Mastronicola, Protezione Civile di Treviso. Ora facciamo un passo indietro, torniamo in via Castelmenardo perché tra poco con noi ci sarà il comandante della Polizia Locale di Conegliano. Torniamo a parlare di quanto accaduto in città proprio per allargare il ragionamento sui giovani. La lettura dei fatti di via Castelmenardo dallo psicologo Castellere, non solo, ma anche quanto emerso dalla Procura. Le indagini ovviamente vanno avanti, ci sarà anche l'autopsia che è stata predisposta sul corpo di Francesco. Vediamo il servizio. Partendo dalle persone che sapevamo essere coinvolte, abbiamo cominciato ad indagare sulle loro frequentazioni, sulle persone con cui più spesso venivano ad esempio controllate dalle forze di polizia sul territorio. Abbiamo cominciato ovviamente anche a interessarci ai loro profili social. Un mosaico che si è composto giorno dopo giorno, complesso quanto delicato vista l'età dei 10 soggetti coinvolti. Così hanno proceduto gli inquirenti da quel maledetto giovedì sera, quando Francesco Favaretto è stato aggredito dal branco il 12 dicembre a Treviso. Il dirigente della squadra mobile rivela come una prima svolta sia arrivata il sabato successivo, quando due ragazzi sono stati identificati in centro, avevano lo stesso giubbotto indossato durante l'aggressione shock di via Castelmenardo e forse pensavano di farla franca. Quanto alla dinamica della mattanza restano pochi dubbi. C'è stato un tentativo di reazione ovviamente da parte di questo ragazzo, che però si è trovato accerchiato da un numero di ragazzi abbastanza consistente che l'hanno aggredito a calci, a pugni e poi come siamo riusciti insomma a capire durante l'attività investigativa, anche grazie a quello che è emerso da un punto di vista medico, è stato anche accoltellato sia con un coltello e poi accoltellato diciamo impropriamente, quindi colpito anche con un coccio di bottiglia. Si conferma quindi il quadro più atroce, il combinato disposto di coltello e vetri, il tutto per sottrarre il 22enne dell'Ascis che aveva con sé. In attesa degli esiti degli interrogatori di garanzia, dalla Procura parte un primo forte messaggio. Dare un segnale a questi giovani o chi segue dei comportamenti di marginalità e di trasgressione, che i comportamenti di trasgressione vengono in qualche maniera perseguiti e vengono in qualche maniera intercettati e fermati. Proseguiremo ovviamente le indagini per vagliare anche la posizione degli altri indagati allo Stato non attinti da misure cautelari. Parole nette arrivano dalla Questura e richiamano istituzioni e società civile. Dobbiamo preoccuparci e soprattutto essere
essere in rete sotto il profilo del recupero dei giovani. La prevenzione deve funzionare, perché questa repressione ci ha dimostrato che i giovani stanno andando alla deriva. Noi interveniamo, tutte le forze dell'ordine, con risposte tempestive ed efficaci, ma il problema di questa deriva giovanile ce lo dobbiamo porre tutti in rete. Allora, deriva giovanile, avete sentito Alessandra Simone, questore di Treviso, che ha emesso proprio oggi, nel giorno di Santo Stefano, un provvedimento di ammonimento nei confronti di un ragazzo di 16 anni che per diverso tempo ha fatto fede. La denuncia presentata dalla madre ha bullizzato un ragazzino, suo compagno di classe. Vi presento il nostro prossimo ospite, Claudio Mallamace, comandante della Polizia Locale di Conegliano. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, intanto grazie per essere qui con noi in una giornata di festa. Per noi era importante costruire questo nostro telegiornale provando a capire quanto le forze dell'ordine stiano lavorando in rete e quanto anche questo fenomeno di giovani alla deriva, così come l'abbiamo sentito descrivere dal questore, sia tangibile, e quindi proviamo a fare un focus nel coneglianese. Comandante, com'è la situazione? Noi del Biscione abbiamo sentito anche molto parlare, abbiamo dato diverse notizie, voi come polizia locale siete assolutamente operativi. Ci racconta, ci fa un po' una fotografia di questo potenziale disagio giovanile? Ecco, mi piace che finalmente si utilizza il termine corretto, disagio giovanile, perché spesso si sente parlare nei media di baby gang, ma di fatto non lo sono, perché la baby gang è qualcosa di più strutturato e di organizzato, che lascia intendere a dei fenomeni di criminalità come per esempio quelli che abbiamo esportato dall'America negli ultimi anni. Quindi è proprio disagio giovanile e questo è dovuto a tanti fenomeni e soprattutto a un fenomeno di individualismo, nel senso che non si è più abituati a condividere gli spazi, a condividere le cose, e quindi qualsiasi sopruso oppure minorazione della libertà di una persona, e ricordiamo che un principio giuridico è proprio quello di rinunciare a un pizzico della nostra libertà per riuscire a vivere in una società civile, quindi una convivenza civile. Oggi i giovani non sono tutti disposti a farlo e quindi si scatenano questi impeti di violenza. Molto probabilmente non danno neanche peso, c'è anche una deresponsabilizzazione del minore, specialmente nei minori, perché credono che quando si agisce in gruppo la responsabilità non è di nessuno, e quindi invece no, perché poi viene individuato il gruppo, vengono individuati i singoli. Quindi più che di polizia criminale, io direi che oggi dobbiamo essere chiamati a fare un salto di qualità e lavorare più su quella che è la polizia sociale. Quindi il nostro compito è sempre più diciamo, intercettare queste sacche di disagio giovanile, lavorare in sinergia anche con i servizi sociali e altre strutture private che si occupano appunto dei giovani. Per quanto riguarda Conegliano, diciamo che le zone che sono più critiche, come diceva prima lei, il Biscione, piuttosto che la stazione ferroviaria o altri luoghi di aggregazione, è inevitabile che ci sia un assembramento di giovani, un'aggregazione. Certo. Anche perché insomma è un luogo di incontro di questi ragazzi, e quindi sono monitorati. Spesso anche con l'Informacittà, cioè il progetto Giovani, si cerca di intercettare questi ragazzi e adesso si sta cercando anche con i servizi sociali di mettere in campo i mediatori culturali, perché cosa succede? I ragazzi sono ormai ragazzi italiani a tutti gli effetti, di seconda o di terza generazione, però il modello educativo che c'è sicuramente presenta delle differenze di cultura a livello genitoriale. Quindi spesso sono ragazzi che vengono educati con dei mezzi di coercizione fisica di tipo violento, e quindi ecco che
pensano che la violenza sia il metodo per vincere determinate cose e quindi si interviene anche per quello. Interessante quello che lei ci sta raccontando, no? Quindi lei dice che a monte, no? Non è solo una questione di assenza della famiglia, di cui in qualche modo abbiamo parlato anche attraverso l'ausilio di psicologi in questa sede, ma c'è anche un modello educativo differente che i ragazzi replicano, quindi quando si trovano in compagnia. Voi avete potuto notare questo, dunque, certo. Interessante. Sì, e quindi cerchiamo appunto di capire il contesto familiare, cioè non ci fermiamo al semplice fatto di criminalità, di bullismo o soltanto di intemperanza, perché spesso si tratta anche nella maggior parte dei casi solo di intemperanza, naturalmente dà fastidio a chi frequenta i luoghi e quindi questo luogo in un certo senso dalla cittadinanza si sente un po' sottratto alla pubblica utilità. Senta, ma questa stretta del questore nei confronti di questo atto di bullismo, secondo lei è un segnale? Ma sicuramente sì, è un segnale, finalmente insomma, che sono arrivati questi strumenti dal punto di vista legislativo anche per i minori, perché diciamo, sono degli strumenti di prevenzione, però a mio avviso è anche uno strumento punitivo, perché magari i ragazzi all'inizio non ci danno tanto peso, però sicuramente se alle spalle c'è una famiglia questo duole, ecco, e quindi può avere degli effetti. Può avere degli effetti, certo, e soprattutto comunque crea un precedente per eventuali poi sanzioni che vengono applicate al ragazzo che continua nella sua intemperanza. Ecco, lei ha toccato un tema importante, quello degli strumenti. Sovente in queste giornate appunto abbiamo cercato di capire quali fossero gli strumenti che avevano in mano le forze dell'ordine proprio per riuscire a contrastare questo fenomeno e siamo arrivati in qualche modo alla conclusione che gli strumenti non siano tanti, magari siano aumentati nell'ultimo periodo, ma comunque non siano tantissimi. Certo, diciamo che negli ultimi anni è stato introdotto appunto con il cosiddetto decreto Caivano l'ammonimento, che è il provvedimento oggi preso dal questore. Fin prima c'era il foglio di via obbligatorio, però ricordo che il foglio di via obbligatorio è uno strumento che non si può applicare ai minori. E soprattutto è uno strumento che non si può applicare alla persona che è residente nel luogo in cui ha commesso la violazione. Quindi dei limiti, insomma, quindi c'erano dei limiti importanti, quindi prima con i decreti sicurezza del 2017, dove appunto c'è l'ordine di allontanamento fatto direttamente dalle forze dell'ordine che vanno a applicare appunto questi decreti di sicurezza e da ultimo anche il decreto Caivano con l'ammonimento del questore, quindi c'è qualcosa. Se le chiedessi, comandante, cosa potrebbe arrivare oltre al decreto Caivano, lei che è operativo, che è sul posto, che cosa servirebbe oltre ad esempio al decreto Caivano, no? Qual è l'anello che si può aggiungere a questa catena per riuscire a lavorare davvero bene? Allora, c'è uno strumento giuridico sicuramente nuovo, poco conosciuto. È stato introdotto dalla legge Cartabia in Italia, ma è un qualcosa che esiste all'estero da molti anni, noi l'abbiamo semplicemente mutuato, che è lo strumento della giustizia riparativa. Ancora è un qualcosa che sia le forze dell'ordine sia i giuristi mi riferisco magari ai legali ma anche alle magistrature in sede giudicante, ancora c'è un po' di fatica a recepirlo e attuarlo in maniera piena. Diciamo che è partito adesso con i tavoli a livello provinciale che sono naturalmente costituiti presso le sedi di Corte d'Appello e poi naturalmente in sede provinciale con l'UEPE e si stanno intavolando dei progetti. Questo grazie anche a delle associazioni che si occupano di giustizia riparativa, quindi c'è la mediazione. Ecco, quindi un'altra parola chiave che si introduce in questi fenomeni, perché spesso la cittadinanza si aspetta dalle forze dell'ordine l'intervento duro, cioè interveniamo, prendiamo la persona, ce la portiamo via, ecco, ma a volte non è quello lo strumento, non funziona, non è risolutivo.
E invece oggi più che mai c'è bisogno proprio di mediazione, quindi dare consapevolezza a questi giovani, perché questa consapevolezza manca dal modello educativo genitoriale. È molto interessante il ragionamento che stiamo facendo, e a questo io vorrei aggiungere mettere un nuovo ingrediente nel nostro discorso, ovvero quello del nuovo codice della strada. Possiamo immaginare, visto che tantissimi incidenti anche mortali sono causati dall'alta velocità, dall'utilizzo del cellulare in auto, le chiedo intanto un commento a questo nuovo codice della strada come strumento, la sua efficacia e come riuscite, come dire, a farlo applicare, se già ci sono state sanzioni anche nel Coneglianese. Allora, ancora sanzioni, devo essere sincero, non ne abbiamo fatte con il nuovo codice. Diciamo che, mi permetta una critica, è stata data tanta risonanza a livello mediatico e quindi lungi da me adesso essere frainteso e invitare la gente a non rispettare le regole, però c'è una tecnica legislativa che un po' storce, nel senso che si emanano delle regole, spesso non si ascoltano gli addetti ai lavori, quindi noi per esempio a livello regionale abbiamo un comandante validissimo, sicuramente molto esperto, che è il comandante Altamura di Verona, che è membro dell'ANCI, che quindi viene audito a livello nazionale proprio ogni qualvolta ci deve essere qualche modifica del codice della strada. Parlo di Altamura, ma per dire anche di Marco Agostini, il comandante generale di Venezia. Ecco, spesso vengono sentiti il giorno prima, sembra che vengono recepiti i suggerimenti degli addetti ai lavori e poi magari il giorno dopo ecco che si vede la norma scritta in maniera diversa. E questo è frutto di una legislazione, come dire, compulsiva, nel senso che si agisce di pancia e si ragiona poco con la testa, perché la riforma che è stata fatta sicuramente non è una riforma organica. Per organica non intendo che va ad abbracciare più articoli del codice della strada, ma che a livello giuridico va a interfacciarsi, incastrarsi bene anche con le norme per esempio di diritto penale e di procedura penale. E poi magari faccio un riferimento al famoso articolo 186 del codice della strada, quindi la guida in stato d'ebbrezza. Sì, ecco. ci spieghi. Ecco, perché molti articoli di questa nuova legge, parliamo della legge 177 del 2024, sono inapplicabili. Sono inapplicabili perché mancano i decreti attuativi. Quindi una storia che è un po' vecchia, è un po' vecchia, una sì, cosa, un cliché in cui si cade molto spesso. Si cade molto spesso e io mi auguro che effettivamente vengano rispettati i tempi e che entro 6 mesi vengano emanati i decreti attuativi, però faccio un esempio, in tema di pubblicità sui veicoli sono oltre 10 anni che aspettiamo un decreto attuativo di una norma che rimane lettera morta nel codice della strada. Ecco, quindi non vorrei che anche queste norme facessero la stessa fine. 186 è stato tanto decantato, quindi 186 del codice della strada parla appunto della guida in stato d'ebbrezza, quindi attenzione a non bere, eccetera, eccetera, c'è la recidiva e quant'altro. Benissimo, inasprimento di sanzioni, sono d'accordo, però non è soltanto ventilando le pene che si risolvono i problemi. Perché la recidiva, intanto per poterla applicare, non è che perché io il giorno prima ho fermato una persona, ho contestato la guida in stato d'ebbrezza, lo fermo il giorno dopo sempre in stato d'ebbrezza e quindi contesto la recidiva. La recidiva è un qualcosa che deve essere diciamo incastrata nell'ordinamento giuspenalistico. E quindi prima di parlare di recidiva, intanto il codice stesso dice che la recidiva si ha nel momento in cui sulla patente vengono applicati i famosi codici unionali 68 e 69, quindi nel caso in cui uno commette l'infrazione di cui è la lettera B, cioè superiore a 0,8 l'alcol ma inferiore a 0,5, e la lettera C che è superiore a 1,5 di alcol. Ecco, quindi solo quando ci sono questi codici che vengono applicati dopo che la prefettura trasmette alla motorizzazione appunto il decreto che va a sospendere la patente, e quindi si è concluso il procedimento penale, perché di questo stiamo parlando, di un procedimento penale che poi lascia da parte le regole del codice della strada e si applica il codice di procedura penale e altre leggi complementari. Quindi se una persona per esempio viene ammesso ai servizi di pubblica utilità, ecco,
il progetto in cui viene ammesso si conclude in maniera positiva, la persona ha una riduzione del 50% della sospensione della patente. Non viene confiscato il veicolo anche se di proprietà e soprattutto estingue il reato. Quindi estinguendo il reato, ecco che la recidiva non c'è. Non c'è più. Ecco, quindi direi attenzione a fare terrorismo, perché poi il cittadino non è stupido, quindi all'inizio magari si può fare questo tantam mediatico, però dopo il cittadino legge le norme, si consulta e quindi arriva alla conclusione. Diventiamo anche noi stessi poco credibili e quindi un principio fondamentale anche del codice della strada, ma delle leggi in generale, è proprio quello della credibilità. Senta, alla luce, insomma, ci sta dicendo anche in questo caso cose molto interessanti, perché poi ovviamente la stampa ha selezionato le notizie e ha raccontato questo nuovo codice della strada, parlando appunto di inasprimento, però poi entrando poi nel cuore di questo nuovo codice si scoprono dettagli di questo tipo che non sono da poco. Allora, secondo lei, anche alla luce insomma delle contestazioni che voi comminate con Eglianese, quali sono gli strumenti più efficaci che possano fungere da deterrente per evitare che le persone ad esempio corrano troppo in strada? L'eccesso di velocità e il consumo di alcol alla guida è un problema reale. Certo. Secondo lei che cosa potrebbe davvero fare da deterrente? Si parla di moltiplicare il numero delle pattuglie in strada, no? Come se voi come forze dell'ordine vi poteste sdoppiare ed essere ovunque, ma è chiaro che questo è impossibile. Allora, secondo me bisogna organizzare meglio i servizi di prevenzione, quindi ci sono delle tecniche operative, quindi di organizzazione del controllo preventivo, che sono appunto quelle tecniche di law enforcement, quindi disporre le pattuglie in maniera intelligente, quindi in orari determinati, nei punti in cui attraverso lo studio dell'incidentalità oppure lo studio dei flussi di traffico si va a capire che ci sono delle criticità, perché alcune volte io vedo sulle strade pattuglie che si fermano a fare dei controlli, ma semplicemente perché devono garantire un tot di controllo orario durante la giornata, però poi il posto è inadeguato, l'orario non è quello consono, eccetera, eccetera, il numero anche di componenti delle pattuglie che si interfacciano su un territorio. Quindi io dico che qualsiasi controllo che venga fatto, qualsiasi provvedimento che venga preso, si deve sempre basare su degli studi empirici, quindi oggettivi, riscontrabili. Faccio un esempio, alcune volte mi arrivano delle segnalazioni in comando dove mi dice: comandante, nella strada dove abito io transitano migliaia di veicoli al giorno e corrono, veicoli che vanno anche a 100 km/h. Allora, inizialmente magari uno adottava un provvedimento un po' per fare contento il cittadino, un po' perché magari dava questa credibilità. E invece poi veniamo a capire che è soltanto il percepito, perché per esempio noi abbiamo una strumentazione di monitoraggio del traffico, una semplice valigetta che andiamo a montare su un palo della segnaletica o dell'illuminazione, dove in un periodo significativo che può essere di 15 giorni ci va a dare dei dati che sono, non so, il numero di veicoli che passano, le velocità medie mantenute, ce l'abbiamo per singole fasce orarie in entrambe le direzioni di marcia. Ecco, quindi io spesso poi vado ad appurare dallo studio di questi dati che magari in quella strada passano 300 veicoli al giorno e che la velocità media è al di sotto dei 40 km/h. Ci può essere qualcuno, quindi magari... È uno strumento mobile, no? Voi Sì, lo spostiamo, ma sono degli strumenti che hanno anche gli studi di ingegneria che si occupano appunto dell'ingegneria correlata alla circolazione stradale quando fanno i piani urbani del traffico, quindi quando redigono i piani urbani del traffico. Quindi attraverso gli esiti di questa strumentazione che dà un ausilio vai a capire qual è il reale problema della strada, e quindi in quel caso per esempio era un ragazzo che la mattina in moto correva a 90 km/h, ma era soltanto lui e sempre a quegli orari, quindi si va a mettere una pattuglia in quell'orario e si punisce quel Avete rilevato soggetto. Attraverso questo strumento delle criticità per alcune strade, alcuni orari in particolare? Sicuramente sì, le strade di grande collegamento, per esempio
noi che abbiamo competenza anche in altri comuni, quindi oltre che Conegliano, una gestione associata, abbiamo delle criticità sia su Segana, quindi c'è la strada, la provinciale, la via Mercatelli che collega appunto da Ponte della Priula col Fosco, quindi poi per arrivare a Falzè, dove è una strada, una provinciale dove ogni anno insomma, succede l'incidente mortale, e là le velocità, il limite di 70 sono di gran lunga superiori, quindi le abbiamo appurate con questa strumentazione. Può mettere un'autovelox, comandante? Allora, l'abbiamo chiesto più volte, però non si ritengono soddisfatti dalla Prefettura ancora i requisiti stabiliti dal Ministero per l'applicazione di questi strumenti a controllo remoto della velocità. Tra l'altro in un tavolo adesso provinciale che c'è stato di monitoraggio dell'incidentalità stradale c'è un po' diciamo una rivisitazione di tutti i decreti dati dal prefetto, proprio in virtù del fatto delle varie sentenze di autovelox omologati o non omologati, eccetera, eccetera. Quindi il prefetto dice azzeriamo tutto, ripartiamo da capo, facciamo chiarezza, perché altrimenti poi è il cane che si morde la coda. Quindi attualmente su questa strada ci viene difficile anche fare dei controlli, perché non ci sono spazi per poter fermare i veicoli. Cerchiamo di farli più a valle quando ci avviciniamo al centro abitato, però notiamo che gli incidenti succedono sempre nel tratto extraurbano. No, attenzione, perché è una strada sotto osservazione, no? Lo sì. Diciamo anche ai nostri telespettatori. Senta, comandante, facciamo un augurio ai telespettatori per questo Natale, prego. Allora, l'augurio, oltre naturalmente a quello di trascorrere delle serene festività a tutti, è l'invito alla moderazione, e questo credo che sia qualcosa che vada bene un po' su tutte le cose, quindi gli eccessi fanno male. Noi siamo qua nel Veneto, una terra dove abbiamo una cultura del vino che è molto importante e riconosciuta a livello mondiale. Ecco, quindi beviamo con consapevolezza, degustiamo, ecco, non andiamo a esagerare con l'alcol, quindi raffiniamoci sulla qualità, perché ecco, l'Italia è un paese piccolo rispetto a tanti altri stati, e quindi più che competere con le quantità, ma parlo su tutto e non soltanto sul vino, anche a livello di legislazione eccetera, dobbiamo differenziarci dagli altri, perché ne abbiamo le caratteristiche. Ricordo che siamo un paese a civiltà giuridica avanzata per la qualità, ecco, quindi puntiamo sulla qualità e moderiamo il tutto. Grazie, buona festa. Grazie anche a lei e ai suoi uomini, comandante Claudio Mallamace, per essere stato con noi, Polizia Locale di Conegliano. Grazie. Grazie a lei. Tra pochissimo con il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera, adesso pochi secondi di pubblicità. Trovati il giorno di Santo Stefano con la notizia di apertura del nostro telegiornale. Sapete che siamo stati a Udine per raccontarvi di un decesso a causa di monossido di carbonio nel comune di Forni di Sopra, e poi la notizia che ci riporta nella Marca Trevigiana dell'ammonimento del questore Alessandra Simone nei confronti di una sedicenne, di fatto l'applicazione del decreto Caivano. Il tema è quello del bullismo, che si allarga ad altre tematiche di cui ci stiamo occupando in queste settimane, legate appunto al disagio giovanile. Con il vice sindaco Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, buongiorno. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi, insomma è una giornata di festa per tutti, quindi davvero ringraziamo gli ospiti che ci hanno raggiunto in studio. Manera, io vorrei partire proprio da qui, da questo ammonimento, questa stretta nei confronti dei bulli e questa Treviso che stiamo raccontando in questi giorni, in cui ci sono stati appunto episodi di questo tipo. Posso chiederle una sua riflessione personale su quanto accaduto, su questa stretta nei confronti dei bulli che sta arrivando anche a Treviso? Allora, dobbiamo tener conto di una cosa, è una cosa importante, il fatto che la maggior parte dei ragazzi fermati non siano di Treviso, quindi diciamo che Treviso ne è il centro, perché molti ragazzi si spostano in città chiaramente per passare le domeniche, i sabati, come abbiamo sempre fatto tutti, ma la maggior parte dei ragazzi viene dalla provincia. E questo non è una scusante, ma è un dato di fatto, perché quando li fermano molto spesso non sono di Treviso. E quindi facciamo anche difficoltà noi come città a intervenire direttamente sulle scuole o quello che sono le famiglie, perché non sono ragazzi di Treviso. E quindi questo dice che è un malessere diffuso, un malessere di una generazione che io vorrei sottolineare anche per fasce di età, è quella generazione
post-Covid, in cui hanno subito un periodo di restrizioni importanti e che forse adesso cominciamo a vedere quali sono i risultati, perché lo vediamo i ragazzi come sono, però io dico anche una cosa, quando sento dire è colpa della famiglia, è colpa della società, è colpa del comune, è colpa di chiunque, e a volte bisognerebbe anche dire, specialmente se sono maggiorenni, che è colpa dei ragazzi, cioè non è che dobbiamo sempre accarezzarli, sì, bisogna capirli, cioè a 19 anni una volta si partiva a militare e non è che ti accarezzavano poi tanto, quindi insomma va bene essere permissivi, va bene cercare di capire i motivi del disagio, ma poi ai motivi del disagio che vanno sicuramente capiti ci vuole anche un po' il pugno duro, secondo me, perché quando ti comporti male, è successo anche a me, guardate, con dei ragazzi per strada, c'è anche una sensazione del fatto che non hanno paura, cioè non hanno paura della reazione di un adulto, di qualcuno li può prendere anche per il coppino, come diceva mio nonno, e fargli capire come si sta al mondo. Ecco, questa assenza completa della paura, anche di quello che può venire dopo, perché se prendi una denuncia, se prendi... Questa è una cosa incredibile, questo è un fatto di una nuova generazione che è una generazione completamente digitale, e questo è un altro dato importante, una generazione che mescola la realtà virtuale e forse la confonde con la realtà la realtà analogica, potremmo dire. Questo è un dato, chiaramente ci sono degli esperti che studiano questo, ma teniamo conto di questo, è la prima generazione completamente digitale. Però ripeto, io sono fin là attento. Quindi le piace l'idea di questa applicazione del decreto Caivano a Treviso, cioè bene, no? Questo ammonimento, più severità nei confronti di chi commette insomma potenziali reati? Sì, certo, io sarei anche, chiaramente se parliamo di minorenni, stiamo parlando di un'altra cosa, perché chiaramente l'applicazione... Però con i maggiorenni qualche ora di lavoro socialmente utile, forte, cioè dire va bene, ne avete combinata una, siamo stati tutti giovani e ne abbiamo combinato, abbiamo visto dei ragazzi che hanno distrutto l'albero di Natale vicino alla Fontana delle Tete, c'è una cosa, sono ragazzate, perché alla fine anche questa è una ragazzata, perfetto, ma quando ti prendo, perché prima o poi ti prendiamo con tutte le telecamere che ci sono, allora la paghi restituendo alla società quello che hai combinato, cominciamo a farti tirare sull'erba, le foglie. Ma è difficile applicarli questi lavori socialmente utili? È molto difficile perché se si parla di minorenni non se ne parla proprio. Se si parla di maggiorenni cominciano le assicurazioni, la responsabilità, chi li segue. Cioè abbiamo creato un mondo fatto di tantissime regole, bellissime a tutela di tutti, però poi quando devi applicare queste cose in maniera forte, magari per far capire a certi ragazzi come si sta al mondo, è più difficile. Una volta lo si faceva all'interno di una caserma, non c'è più, io diciamo sono, forse per ricordi, io sono convinto che il militare servisse, però non c'è più, è un dato oggettivo. Però applicarlo all'esterno, se un ragazzo si fa male, guardate, non è, so che molti telespettatori diranno sì, facciamogli fare questo, mio nonno diceva facciamogli tirare sui sassi del Piave, però poi se un ragazzo si fa male chi ha la responsabilità? Non è così semplice. Però trovare un sistema per fargli fare dei lavori socialmente utili, reali, che non sia passare le ore a ridere e scherzare, e poi quando fai questi lavori socialmente utili il telefonino lo lasci a casa. Chiaro. O lo consegni a chi ti prende in custodia. Noi abbiamo visto a Treviso diverse ordinanze per ad esempio il divieto di consumo di alcolici oltre una certa ora, una era stata emessa anche per via Collalto, ma poi di fatto non sono servite, no? Questi divieti, quindi anche a livello di strumenti voi come amministrazione comunale non ne avete tantissimi. Allora, teniamo conto di una cosa, si usano gli strumenti che si hanno. È chiaro che bloccare la vendita di alcolici in prossimità di dove avvengono reati collegabili, diciamo, a stati di alterazione, è un effetto che una cosa che tu puoi fare, però è chiaro che se questi si vanno a prendere 2 bottiglie di vodka a un altro supermercato, se le scolano in giro per la città, cioè non è, adesso non ce l'ho con la vodka, ho detto un liquore a caso, ma è chiaro che cioè, non è che puoi impedire la libertà cittadina perché qualcuno fa il deficiente. Cosa intende quando dice è capitato anche a me? Scaviamo un po' nella vita. Beh, guarda, ti dico la verità, mi sono fermato in moto davanti a Via Roma e dei ragazzi attraversando le strisce pedonali mi hanno sputato sulla moto. Ecco, sono sceso, insomma gli ho fatto capire che non dovevano più farlo, mettiamola così, però mi rendo conto che cioè, alla loro età io di prendere un casco sulla testa avrei avuto paura. Questi proprio come se niente fosse. Dopo quando mi sono un po' alterato e gliene ho dette 4, loro hanno capito che non era da scherzare. Però non è che e ho pensato, se fosse stata una ragazza, perché a quel punto è anche una dimensione fisica diversa, e se fosse stata una signora anziana o un signore anziano, ecco,
A me queste cose fanno un po' innervosire, fanno saltare il sangue alla testa, perché soprattutto è la non paura della conseguenza. E questo non è un problema di Treviso, è un problema di questa società, diciamolo, Sì. no? Perché in tanti hanno puntato il dito contro la città di Treviso, ma insomma quello che lei ci sta raccontando è un fenomeno che potrebbe tranquillamente capitare. Allora, Anzi, capita in tantissime altre. ma capita, e ripeto ancora, la maggior parte delle volte che i ragazzi erano fermati non sono neppure di Treviso, ma questo, ripeto, non giustifica, perché se sono di Santa Bona, della Chiesa Votiva o di San Liberale, non è che cambia il motivo del problema. Però il problema è che si concentra dentro la città di Treviso, perché chiaramente i ragazzi, e giustamente secondo me, per passare 2 ore vengono in centro, ci sono i negozi, c'è un problema, bisogna stare attenti al problema inverso, che si allontanino i ragazzi per bene e le ragazze per bene, perché questo tende ad avere un effetto ghetto. Come studiarlo? Beh, qui c'è la questura e sono bravissimi quelli della Polizia di Stato, i carabinieri che fanno benissimo il loro lavoro. Noi diamo un supporto con i vigili urbani, ma non è che siamo con la polizia locale, non è che siamo noi responsabili di questo. Però ripeto, io anche imputare alle famiglie, allo sport, possiamo imputare a tutti, ma poi la responsabilità è anche personale. Quando sei maggiorenne, sei diventato maggiorenne, ti assumi gli oneri e gli onori di essere maggiorenne. Non è che devo dire ma tua mamma dov'è, ma tuo papà dov'è, sei maggiorenne, devi sapere come stare al mondo, e se non lo sai qualcuno te lo deve far capire. Senta, io approfitto della sua presenza per fare un po' un viaggio telegrafico di quante cose sono state fatte e i lavori che sono in corso nella città di Treviso. Io partirei, abbiamo anche le immagini un po' di tutto, dalle mura di Treviso. A che punto siamo? Allora, stiamo seguendo esattamente, siamo uno dei pochi comuni che segue esattamente i tempi del PNRR. Allora, ci vorrà ancora un anno, 9 mesi, un anno. Io adesso non ho i tempi, perché qui bisogna parlare con i lavori pubblici, perché è chiaro, se piove per una settimana tu rallenti per una settimana. Però io voglio dire una cosa, è un lavoro epocale questo, perché rifare le mura cittadine, anzi bastioni cittadini, perché altrimenti qualche storico mi tira le orecchie, è una cosa importante. Io vorrei anche sottolineare una cosa, forse ne avevamo parlato con te qualche anno fa. Questo intervento è causa di aver evitato l'uso del glifosato sulle mura, perché le mura vengono distrutte dal fatto che le erbe, diciamo, spontanee tendono a distruggerle. Sarebbe bastato 1 o 2 trattamenti l'anno di glifosato per evitare questa situazione. L'hanno vietato per questioni ambientali, e questo è ciò che troviamo. Dunque è il risultato, lei dice. Certo. Ma insomma, anche questa è una cosa importante. Andiamo in via Cesare Battisti. Allora, sono stati piantati i primi alberi, i social un po' si sono scatenati, perché ovviamente rispetto agli alberi che erano presenti prima le dimensioni sono nettamente più esigue. Questi, eccoli qui, il vecchio verde, no? Che ricorda Cesare Battisti. Siamo andati all'interno del nostro archivio per recuperare le immagini di quando sono stati tagliati. Anche qui come siamo messi? No, qui siamo perfettamente in tempo, anzi siamo un po' in anticipo, perché il primo filare è stato messo in anticipo rispetto alla tempistica. Allora, ci sono 2 cose. Prima cosa, i pini marittimi non sono piante autoctone, si chiamano pini marittimi. Se più non abbiamo visto una spiaggia in viale Cesare Battisti, non lo so. Quindi è stato un errore allora piantare queste piante, diciamocelo francamente. Sono passati tanti anni, ma le piante avevano completamente distrutto la strada. Non c'era possibilità di rifacimento, ci hanno già provato negli anni precedenti. E teniamo conto che ne morivano 6-7 l'anno, quindi dovevi abbatterle, e il viale sarebbe stato in 5-6 anni desertificato. In più dovevamo fare le fognature, quindi toccare le radici. Quindi non c'era una soluzione in continuità, abbiamo aspettato un anno di progettazione per capire se c'erano soluzioni, alzarci, non c'era possibilità. Cioè, io non sono un fanatico della difesa di tutto a tutti i costi, perché io faccio sempre la domanda a quelli che si lamentavano: ma un disabile, una persona in sedia a rotelle, poteva percorrere quel viale? L'abbiamo documentato anche noi, che era assolutamente... Un anziano che cade in quel viale, perché parliamo sempre di noi, tranquillamente, possiamo fare un'altra strada, ma agli altri ci pensiamo mai? E questo, ma a me è interessante questo, chi fa polemiche di solito A non dà soluzioni, B non pensa mai agli altri. Io l'ho visto io con i miei occhi, un anziano inciampare su quelle radici e cadere. Si è fatto poco, ma poteva farsi molto più male. Un ragazzo con la sedia a rotelle poteva percorrere quel viale? No. E allora bisogna anche dire, va bene, non è che erano lì da 2000 anni, erano lì da 80 anni, 100 anni, li abbiamo rimessi. Io preferivo i Lecci,
preferivo dei sempreverdi, lo dico sinceramente. Qui la sovrintendenza ha imposto, no? Ha imposto, la sovrintendenza è sovraordinata a noi e quindi ha imposto questo, io non sono stato contento, abbiamo dovuto mettere querce, era tra le 3 tipologie di alberature possibili, metteremo tanti sempreverdi, diciamo, in prossimità di quell'area, però cioè non mi sembra un problema. Quanto ci vorrà allora per rivedere, come dire, quanti anni, giusto lei che conosce molto bene le piante, quanti anni ci vorranno per rivedere in qualche modo l'ombra in via Cesare Battisti? Allora, 3-4 anni per avere piante che possono dire di dimensioni tali da ridare l'ombra. Io dico anche una cosa, che chi sa un po' di piante, e soprattutto gli agronomi forestali sono bravi, i dottori forestali sono bravi in questo, ti dicono che queste piante sono di 4 metri. Tu sul mercato non trovi piante molto più grandi e se le trovi, quando le porti dal vaso alla terra, le piante muoiono. Cioè adesso forse qualcuno ha idea che trovavamo un baobab e lo mettevamo dalla terra alla terra, non funziona così. Tu devi andare dove vendono le piante, e ce ne vogliono tantissime qua, trovarle di analoghe dimensioni, devi farle strapiantare e devono sopravvivere. Tenete conto che è l'unico viale che avrà l'irrigazione, perché nel rifacimento abbiamo deciso di mettere l'irrigazione. Quindi Viale Cesare Battisti è stato tenuto sott'occhio come pochi, perché capivo le polemiche, ma a un certo punto... Ha avuto una risonanza mediatica non da poco. Però nessuno dice che l'estate prima 6 di queste piante sono cadute e potevano far male a qualcuno. Perché mi fa sempre ridere, se fanno male ad altri è un problema di altri. Perché sono finite 2 nelle case di prossimità, 4 si sono spezzate, ma se passava qualcuno si faceva male. C'è un momento in cui la vita finisce, dispiace e abbiamo dovuto abbatterla. Allora, senta, nuove piante che torneranno in qualche modo a far respirare anche meglio i trevigiani. Siamo a ridosso del Panevin. Anche quest'anno tornerà inevitabile la questione legata a tradizione sì, inquinamento dell'aria. Che cosa avete in programma come amministrazione comunale? Cosa succederà a Treviso? Allora, noi restiamo in quello che era l'ordinanza l'anno scorso, cioè se siamo in zona verde, quindi la qualità dell'aria è discreta, noi li permettiamo. Il sindaco ha fatto un'ordinanza antismog impostagli dalla regione, giusta in moltissime delle sue parti, compresa questa. Se siamo in zona verde, noi li permettiamo. Se siamo in zona arancia e rossa sarebbe paradossale che dobbiamo bloccare le auto e dall'altra parte permettiamo i panevini. Quindi questa è la situazione. Purtroppo, perché gli organizzatori, come sempre, arriverà sotto data il disco verde, perché non è che possiamo prevedere... E in questo momento come siamo? Visto che non piove da un po'. Sì, non piove da un po', ma non fa neanche così freddo, quindi i riscaldamenti domestici non sono così, diciamo, attivi. Io vorrei sottolineare anche un'altra cosa. Abbiamo fatto una conferenza stampa in cui abbiamo mostrato i dati ARPAV degli ultimi 20 anni dell'inquinamento dell'area Treviso. Guardate, la situazione è molto migliorata, molto migliorata. Abbiamo più sforamenti, ma la concentrazione media di ciò che respiriamo è molto migliorata. Dati ARPAV, quindi non sono del comune. Perché? Primo, la sostituzione delle auto, siamo passati da Euro 0 a Euro 6, Euro 5, Euro 6, pian piano ci stiamo spostando. Con il 110, gli interventi fortissimi abbiamo fatto sulle caldaie, le case che sono molto coimentate in maniera migliore, perché abbiamo tutti cambiato le finestre, quindi la qualità dell'aria sta migliorando, perché è un dato oggettivo. Il problema è che il tempo tecnico per arrivare sotto soglia rispetto a un valore standard che può essere l'Italia, ci vorranno ancora anni, ma l'aria non è un fluido in movimento. Non è che tu puoi dire adesso noi lo blocchiamo ai confini di Treviso, e teniamo sempre conto che la centralina di via Lancelli di Novara misura la qualità dell'aria non solo di Treviso ma di altri 9 comuni contermini. Quindi... Eccolo qua il Panevin, intanto queste immagini meravigliose, quindi qui la questione è consentito o non consentito, comunque il comune di Treviso non organizzerà un suo Panevin. No, questo non è neanche mai successo, sono sempre le parrocchie, in molti casi sono tradizioni... Quindi è un via libera che potrebbe arrivare. Giornata ecologica? Oggi lo so. Sta andando bene, non vedo tantissime. Io dico anche una bella giornata, utilizziamo la bicicletta o i mezzi pubblici. Dobbiamo renderci conto che l'uso della bicicletta, e io dico sempre costruendo infrastrutture, perché altrimenti non è che posso andare in bicicletta non essendo sicuro, è il passato, fra virgolette, ma è il futuro. Perché quando noi consideriamo che a Treviso la media, il PAESC ci dice che circa i trevigiani usano la macchina per 2 km al giorno, adesso di media 2 km al giorno riusciamo a farli in bicicletta.
Quindi dove è possibile, dove il tempo lo concede, dove non devo fare acquisti così pesanti, utilizziamo la bicicletta e vedrete che ne guadagniamo in salute e ne guadagniamo tutti in salute migliorando la qualità dell'aria. Quindi insomma sta andando bene, Sì, no? sì, La giornata ecologica di oggi sta andando bene. Benissimo. Anche perché insomma forse è meglio camminare un po' per smaltire esatto. il pranzo di Natale. Grazie Alessandro Manera per essere stato con noi, vice sindaco di Treviso. Allora saremo in attesa anche noi di capire il bollettino che arriverà per la qualità dell'aria per Treviso, per capire se saranno o meno autorizzati i panevine, e anche grazie per questo excursus che siamo riusciti a fare insieme sulla città di Treviso e sulle opere insomma che la città ha messo in cantiere. Grazie. Vuole fare un augurio ai trevigiani? Beh, intanto di smaltire in questi giorni, fino almeno al primo, tutto quello che abbiamo mangiato. Camminare. Io vorrei fare un augurio ai trevigiani, veramente che possa essere un anno, specialmente, io lo dico sinceramente, è stata una grande sofferenza quello che ho visto con quel ragazzo, perché mi sono immaginato la sua età ed è una tragedia per lui, perché chiaramente per la sua famiglia, per gli altri, per le famiglie degli altri, è una tragedia di tutti. E io mi auguro veramente da trevigiano che queste cose non debbano mai più succedere e che ci teniamo nel cuore anche questo ragazzo che, per quanti problemi possa aver avuto, sicuramente non meritava quello che è successo, e stiamo vicini anche a tutti quei ragazzi che hanno tanti problemi, perché le dipendenze sono un problema, sono tornate a essere, se mai non lo sono state, un problema serio per tanti giovani. Quindi io vorrei fare un augurio da trevigiano a questi, perché sono loro il nostro futuro. Noi diciamo siamo già nella fase del medio passato. Grazie Alessandro Manera per essere stato con noi. Ancora pochi secondi di pubblicità, poi con Franco Giacomin, gli alpini e la comunità di Sant'Egidio. Vi aspetto. Eccoci, ben ritrovati, prima edizione con le penne nere. Noi non potevamo in questa giornata importante di festa per la quale ancora rivolgiamo a voi i nostri auguri per un buon Santo Stefano, anche gli alpini. Siamo con Franco Giacomin, presidente ANA Treviso, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie per averci raggiunto. Allora, avete visto, è arrivata anche il panettone con la scatola, guardate che bella che è, ce l'ha portata in studio come Riccardo Mastronicola ci ha portato i loro simboli della protezione civile. Allora oggi perché abbiamo voluto invitare qui con noi gli alpini? È un po' il tema di questa nostra prima edizione. Sapete che oggi il questore di Treviso ha applicato il decreto Caivano con un ammonimento ad un ragazzo di 16 anni per bullismo. Da circa un anno stava bullizzando un suo compagno di classe, la denuncia della mamma ai carabinieri di Treviso. E poi ci sono i fatti di via Castelmenardo, le varie risse in via Collalto, un disagio giovanile di cui vi stiamo parlando, provando a chiedere conto a diverse istituzioni sul territorio. Abbiamo avuto qui con noi la polizia locale, la protezione civile e oggi con Franco Giacomin gli alpini. Più volte in questa nostra prima edizione, Franco, si è tornati a parlare del servizio militare, no? Di questa mancanza di questo servizio che a 18 anni chiedeva ai ragazzi di essere autonomi, di essere responsabili, di prendersi delle responsabilità. Allora, intanto posso chiederle un suo commento rispetto alle notizie che stiamo leggendo sui giornali, che ci parlano di Treviso, ma non solo, di questo disagio giovanile, dal vostro punto di vista, dal punto di vista delle penne nere? Beh, certamente è un fenomeno di cui noi vediamo, diciamo, le situazioni più estreme, ma significano anche sofferenza nel mondo giovanile. E chiaramente dal nostro punto di vista vorrei premettere che a mio avviso non sono tutto il mondo giovanile che in qualche modo ha queste difficoltà, perché noi con i giovani ci lavoriamo, frequentiamo le scuole, andiamo a spiegare anche le nostre attività, li coinvolgiamo nei nostri campi scuola sia a livello di sezione ma anche a livello di associazione. Quest'anno 13 campi scuola, 850 ragazzi dai 16 ai 25 anni. Persone quelle che sicuramente sono motivate, quindi bisogna anche tener conto che appunto molti giovani, tanti giovani sono la base sana della nostra società, però il disagio esiste. Probabilmente anche perché sono cambiati i valori. Un tempo, grazie anche al servizio di leva obbligatorio, si riusciva a capire quello che era il rispetto reciproco, quelli che erano l'accettazione di determinate regole, che ad oggi è molto più complicato. E quindi tutto viene riversato nella famiglia e nella scuola. E io credo che
questo sia uno dei motivi per cui poi accadono situazioni come quelle a cui abbiamo assistito. Certamente una risposta univoca non c'è, però i valori sono quelli che vanno, a mio avviso, inculcati, spiegati prima di tutto a livello di famiglia. Non si può riversare tutto sulla scuola, la famiglia ha una responsabilità molto grossa su questo fronte. Voi come Penne Nere entrate nelle scuole, noi adesso abbiamo anche preparato un po' delle immagini, no? degli lunghi sfilamenti, sapete che da sempre, no? Le Penne Nere sono un simbolo dei grandi valori che sottendono la nostra società e noi siamo sempre presenti negli sfilamenti, ovviamente le adunate nazionali e le trivenete, però voi siete anche altro, voi siete nelle scuole, voi siete nelle varie iniziative che ci sono sul territorio. Come possiamo raccontarli gli alpini oggi? Beh, certamente non sono più gli alpini di un tempo, perché i tempi chiaramente cambiano, però i valori sono quelli che restano e sono quelli che i nostri vecchi ci hanno insegnato fin dalla nascita della nostra associazione e a cui noi ci ispiriamo giorno dopo giorno. E ritengo che questi sono valori assolutamente ancora attuali, quindi giorno per giorno, quando ci interfacciamo con le scuole, nelle scuole, con i ragazzi, quando organizziamo dei campi scuola, quest'anno un campo scuola a Pederobba da 13 a 15 anni, li vediamo molto attenti, molto attivi e a mio parere sono veramente ragazzi che hanno voglia di di imparare, di capire come anche quali possono essere anche valori diversi da quelli che magari riescono o vedono attraverso i social oppure diciamo l'esterno della loro famiglia. Campi scuola in cui sono vietati i cellulari, se non sbaglio. Assolutamente sì, sono vietati. Ma perché li stiamo demonizzando così tanto questi cellulari? Ma non è il cellulare, a mio avviso, è uno strumento estremamente importante e utile, però è l'uso che se ne fa che è sbagliato. Si crede che quello che in internet si può trovare costituisca la verità assoluta, così non è. La verità ce l'abbiamo giorno dopo giorno con le esperienze e anche con gli errori che ci devono essere per poter crescere, ed è questa una delle cose che durante il servizio militare si riusciva ad acquisire. Sbagliando si imparava, si sapeva fin dove ci si poteva spingere. Purtroppo questi elementi diciamo ad oggi è difficile ritrovarli, ecco. Uno dei simboli, no, delle Penne Nere è il tricolore, lo stiamo vedendo proprio sventolare, questo simbolo che in qualche modo veicola questi sentimenti di patria, di identità. Lei ritiene che si stiano un po' smarrendo oggi? Beh, no, non credo. Credo che anche in questo caso spesso si associa al tricolore fenomeni o eventi che nulla hanno a che vedere con i principi fondativi di chi ha creduto nel tricolore. Oggi diciamo il tricolore lo troviamo per esempio in questi giorni, anche oggi, nei nostri sacrari, dove i nostri alpini oggi sono presenti nonostante le festività, proprio per stare accanto a coloro che al tricolore hanno creduto e che hanno donato la loro vita per la nostra libertà. Quindi è un grande apprezzamento e credo che il tricolore per noi rappresenti non solo una bandiera, ma un significato profondo che ci lega alle comunità e alla nostra società tutta. Ecco, i nostri alpini in queste vacanze natalizie dove hanno portato nelle loro Beh, guardi, noi ogni anno, da anni, ci troviamo al Bosco delle Penne Mozze, a Cison di Valmarino, per raccoglierci in un momento di pensiero, di preghiera, accanto a quelle 2407 steli che sono lì collocate. Però anche nei giorni precedenti i tanti gruppi anche della nostra sezione si sono adoperati a favore della comunità.
quindi nel segno della solidarietà, che è quella che ci guida e che ogni anno viene concretizzata con il Libro Verde. Il Libro Verde che la nostra associazione appunto predispone, raccogliendo tutte le ore di lavoro e tutti i fondi che vengono donati alle comunità e agli enti appunto, che sono in difficoltà. Per cui questi sono i numeri concreti del nostro impegno sul territorio. E quindi diciamo che è l'esempio più concreto, più tangibile del nostro operato. Per la presenza degli alpini sul territorio, cuore pulsante, no? Il loro grande lavoro. E a proposito di presenza sul territorio, io vorrei dare la parola, ringrazio Don Tommaso Opocar, che vedo collegato in rappresentanza oggi della grande comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Tommaso, grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno, grazie a voi, buon Natale e buon Santo Stefano. Allora, vi diamo un po' di numeri. La comunità di Sant'Egidio ha ospitato ieri a Padova per il pranzo di Natale 1000 persone, 803 persone e più 200 volontari. A Treviso invece abbiamo già sentito i vostri colleghi, sono state ospitate 450 persone tra la vigilia di Natale al seminario vescovile di Treviso e il pranzo di Natale. Allora, la comunità d'Esigio una grande forza, abbiamo anche delle immagini che voi gentilmente ci avete dato. Chi si è seduto alle vostre tavole? Tommaso, facciamo un po' prima una fotografia, no? di chi era con voi, chi ha accettato questa sfida e delle persone che oggi voi incontrate e aiutate. Sì, si sono seduti in tanti, come lei ha detto giustamente, a Padova, a Treviso, ma anche a Vicenza quest'anno, il primo pranzo di Natale, a Rovigo, in altre città del Veneto e poi in tutta Italia e nel mondo. E si sono seduti in tanti, ciascuno ha ricevuto un invito personale, cioè le persone che si sono sedute sono persone con cui Sant'Egidio è amica tutto l'anno. E sono persone di strada, persone che vivono senza una casa e che andiamo a visitare lungo le strade delle nostre città, sono persone anziane che non hanno nessuno, parenti, famiglia, il giorno di Natale lo trascorrerebbero da soli, ma poi sono anche tanti migranti arrivati in Italia in questi anni che stanno facendo un percorso di apprendimento della lingua e della cultura italiana con noi e che si stanno integrando nel nostro paese, e poi sono tante famiglie di bambini che aiutiamo durante l'anno con un doposcuola, la Scuola della Pace, che vivono con gioia insieme a noi il pranzo di Natale. Insomma, persone le più diverse, alcune non le conoscevamo, ci contattano perché sanno di un Natale da poter trascorrere insieme e non in solitudine. Ecco, c'è posto davvero per tutti. Quest'anno a Padova i pranzi sono diventati 6, i volontari che ci aiutano sono sempre molti e questo ci consente di preparare bene e di trovare per ciascuno un posto. Allora, sono bellissime le immagini che stiamo vedendo, ci tenevamo insomma a mostrarvele perché, come dire, sono tangibili, rendono concrete parole e valori che stiamo provando a veicolare. Tra l'altro, Don Tommaso, noi abbiamo iniziato questa nostra trasmissione con un provvedimento del Questore, è stato applicato a Treviso il decreto Caivano, il bullismo, un ragazzo di 16 anni bullizzato, e poi purtroppo abbiamo anche dovuto raccontare in questi giorni di una cronaca che ci restituisce una fotografia di un grande disagio giovanile, di ragazzi che insomma nonostante le regole delinquono. Ecco, noi stiamo raccontando questo e poi fortunatamente riusciamo anche a farvi vedere queste immagini. C'è tanta distanza, no, tra queste due fotografie di questa società, ci aiuta a mettere insieme i pezzi. È una società di tanti soli, ed è una società che vive un clima di tensione, un clima di incertezza e, diciamo anche la verità, un clima di violenza e di guerra, e respira di questo. E mentre cresce la rabbia, cresce l'incertezza sul futuro, e sui social, altrove,
Immagini di guerra vengono continuamente proposte e riproposte, purtroppo possono accadere anche queste cose, lo sfaldamento di tante agenzie educative, la difficoltà della famiglia, la difficoltà della società intera ad offrire ai giovani percorsi di educazione vera. Però emerge effettivamente un bisogno invece di essere integrati in un noi, in una comunità positiva, e quindi le due cose, sì, è vero, si legano, e le immagini che voi avete visto vogliono essere la proposta di come può essere il mondo. In mezzo a quei tanti invitati, chissà, magari c'è qualche ragazzo, bambino, eccetera, che è aiutato a crescere insieme domani, anziché essere spinto a delinquere o a prendere brutte strade, invece vorrà dedicarsi agli altri. Questa è la nostra speranza ed è il motivo per cui cerchiamo di lavorare tanto. È la grande missione di Sant'Egidio, no? Perché appunto voi, lei l'ha introdotto, no? Oltre al Natale voi operate tutto l'anno. Come operate? Ci dà qualche numero? Sì, Sant'Egidio ovunque è presente è fatta di persone di età diverse che vivono il proprio lavoro, la propria vita, ecco, di tutti i giorni, ma scelgono di dedicare una parte del proprio tempo agli altri, in particolare a chi è più povero, più solo, e vive tutto questo insieme ad un momento di ascolto della parola di Dio, del Vangelo, che ci aiuta, ecco, a comprendere il quadro entro cui questo si può vivere. E che cosa facciamo? I partecipanti al pranzo di Natale esprimono un po' la realtà di vita delle nostre comunità, e quindi durante la settimana andiamo a portare da mangiare e da bere, portiamo coperte, tè caldo in questo periodo in particolare di freddo, anzi rinnoviamo l'invito a tutti ad aiutare portando coperte e standoci vicini alle persone che vivono per la strada, un aiuto che a volte salva la vita in queste notti così fredde. Ma poi tanti dei nostri volontari fanno visita agli anziani soli che vivono a casa, che vivono in istituto, e i nostri giovani sono molto impegnati nei quartieri periferici, lo dicevo prima, in questi centri per minori, bambini delle scuole elementari, ma anche adolescenti, chiamate scuole della pace, giovani per la pace. Sono dei luoghi in cui i bambini, gli adolescenti imparano a prendersi cura degli altri e a crescere insieme. E poi tanti altri invece si impegnano sul fronte dell'integrazione, quindi dei migranti, la scuola di lingua e di cultura italiana. E poi è cresciuta la povertà e abbiamo aperto delle case dell'amicizia dove le persone possono venire a prendere un pacco della spesa, ma anche ad essere ascoltate, e vorremmo incrementare questo lavoro anche con l'aiuto nella ricerca del lavoro e nelle pratiche dei documenti. Ecco, qui dal punto di vista dei volontari, no? Ci sono tante persone che sono al vostro fianco, possiamo anche un po' lanciare un appello che le porte di Sant'Egidio sono aperte per chi avesse voglia, insomma, di seminare ancora di più attraverso la propria vita? Certo, le porte di Sant'Egidio sono aperte. Vorrei dire, come il Papa ieri ha spalancato la porta di San Pietro, ha detto non occorre bussare. Ma sì, noi vogliamo dire davvero che c'è posto per tutti, sia di chi ha bisogno di essere aiutato, sia anche chi desidera unirsi per aiutare gli altri. E siamo presenti in Veneto, a Padova, a Treviso, a Rovigo, a Vicenza. Insomma, è possibile davvero contattarci, cercarci, e c'è bisogno di aiuto. Quest'anno a Natale abbiamo avuto la grande gioia di un aumento da parte dei volontari che ci hanno cercato e che hanno dato una mano. Soltanto a Padova abbiamo contato circa 350 persone, di cui circa 150 per il primo anno, e questa mi sembra una bellissima notizia, ecco, anche di questo Natale. Sono aumentate le povertà secondo lei? Lei che Sì. ha questo sguardo così, insomma, reale, concreto sul territorio. Le povertà sono aumentate, lo dicono anche rapporti, studi,
ed è aumentato un senso di solitudine. Parlavo prima di uno sfilacciamento dei rapporti, questo nelle persone che vengono a chiedere aiuto e forse ancor più in chi fa fatica anche ad uscire dalla propria condizione per venire a domandare aiuto. Ecco, lo vediamo molto e ci preoccupa. E di fronte a questo c'è bisogno ancor più di una risposta unitaria, di creare legami, connessioni e di creare un noi dentro cui tanti io soli possano trovare casa, famiglia, accoglienza e un futuro nella vita. Grazie Don Tommaso Opoker per essere stato con noi, per queste belle parole che sono forse l'augurio migliore, no, che possiamo anche dare ai nostri telespettatori nel giorno di Santo Stefano. Grazie a lei e a tutta la comunità di Sant'Egidio che oggi lei ha rappresentato. Arrivederci. Grazie e ancora auguri a tutti. Arrivederci. Franco, abbiamo ancora 5 minuti. Presidente Ana, intanto ha sentito, no, le parole, il numero dei volontari, quello che si riesce a fare, perché c'è un po' bisogno di tutto, no? Dal pasto caldo a il tema quello degli anziani. Oggi gli anziani soli, anche col fatto che insomma la vita si è allungata di parecchio, gli anziani soli sono sempre di più. Certo. Sì, questo è un tema ovviamente al quale noi siamo molto sensibili, abbiamo tanti gruppi che si adoperano all'interno delle proprie comunità, aiutando le persone più anziane, per esempio portandoli alle visite mediche, aspettandoli, riportandoli a casa, quindi in assoluta sicurezza e tranquillità. Quindi è un impegno questo che ci coinvolge da sempre. Faccio un esempio, qui a novembre abbiamo aderito, la nostra associazione ha aderito alla raccolta alimentare del Banco Alimentare e con gli 89 nostri gruppi della nostra sezione abbiamo lavorato su 67 supermercati raccogliendo 58 tonnellate di viveri, di alimenti che poi vengono veicolati, indirizzati verso appunto le strutture e le persone che hanno più bisogno. Questo è un altro elemento tangibile della presenza, della nostra presenza a favore delle comunità. Quindi è un tema... Cosa vi attende, Franco, per il prossimo? Adesso stiamo chiudendo questo 2024, che è stato un anno particolarmente tosto, no? Soprattutto dal punto di vista dei territori che hanno avuto bisogno. Stiamo sentendo davvero il peso dei cambiamenti climatici. Prima ne parlavamo con Riccardo Mastronicola, sono tante le persone che hanno avuto dei danni e che stanno cercando di rialzarsi. Che cosa vi attende come alpini per questo 2025? Che cosa si augura lei? Beh, sicuramente ci auguriamo che il clima sia meno problematico di quello che è stato in questi mesi. Con i nostri volontari di protezione civile, 420 volontari, quest'anno 2024 ad oggi siamo intervenuti con 2100 ore lavorative uomo. Proprio per far fronte alle emergenze non solo in Emilia Romagna ma anche nelle emergenze qui locali, nei nostri comuni, che appunto in situazioni particolari basta una pioggia più intensa mettere in difficoltà le comunità. Quindi l'impegno nostro è di continuare a garantire sul territorio la presenza con persone formate, preparate, attrezzate e quindi questo è l'impegno. L'augurio è che questo non serva, ma purtroppo non sarà così, temo. In ogni caso, sì, ne approfitto per fare i migliori auguri a chi ci segue su questo canale, a tutti gli alpini, al nostro presidente nazionale Sebastiano Favero e a tutti gli iscritti delle 4 sezioni trevigiane di Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e appunto Treviso. Grazie Franco Giacomin per essere stato con noi. So ancora davvero 2 minuti, vorrei chiudere questa nostra prima edizione con un servizio realizzato dalla redazione di Treviso, una donna che è stata salvata proprio nei giorni a ridosso del Natale da un ragazzo, stava giocando al bingo e si è sentita male. La redazione è riuscita a raggiungere il ragazzo ed intervistarlo. Guardate il servizio.
Roberto Trevisan, 27 anni di paese, quando ieri sera con la fidanzata decide di trascorrere una serata diversa al bingo di Treviso, non può certo immaginare quello che sarebbe accaduto di lì a poco. Mentre la coppia si trova ai tavoli da gioco, all'improvviso nella sala si sentono alcune signore urlare. Una loro amica, 83 anni, è svenuta, colta da malore. Roberto allora, insieme ad altre 4 persone, si avvicina per capire cosa stia succedendo. Era seduta, l'abbiamo distesa. Una signora mi aveva detto che non respirava. Io fortunatamente un anno fa avevo fatto il corso a lavoro di primo soccorso e so fare massaggio cardiaco. Dal momento che ho sentito che non c'erano battiti e quant'altro ho proceduto a fare il massaggio cardiaco. Gli altri presenti, tutto intorno, assistono con il fiato sospeso in attesa che la signora si riprenda. Penso che ho fatto 90 o 120 compressioni. Dopo la signora aveva iniziato a tossire, si era ripresa, poi aveva avuto un'altra ricaduta e sono partito di nuovo con le compressioni e poi vedevo che era cosciente e rispondeva anche bene. Nel frattempo arrivano i sanitari del SUEM che trasportano l'80enne al Cafoncello. Da quel momento Roberto non ha più sue notizie. So solo che si chiama Paola e mi piacerebbe rincontrarla o sapere almeno che sta bene. Il servizio della nostra Francesca Bozza, io vi rimando al telegiornale delle 19:30 di questa sera, il telegiornale di Treviso ancora con il presidente ANA di Treviso Franco Giacomina. Vi faccio i nostri migliori auguri, passate una bella giornata di Santo Stefano. L'informazione torna questa sera, dopo di noi una nuova puntata di Borgo Italia, poi alle 14:30 il grande cinema di Antenna 3 con una pellicola dal titolo L'ultimo gigolò. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.